Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri. Io esprimo di fatto personale, ma soprattutto istituzionale, il voto più che favorevole alla proposta di deliberazione, perché trattasi di un argomento che non può che essere una medaglia per chi lo propone e per chi lo approva. Le medaglie sono d'oro, sono di bronzo, sono di cartone, questa è una medaglia d'oro per quanto mi riguarda. Ho letto, ho ascoltato dalla lettura dell'istanza che ha fatto sia Salvatore che l'avvocato Danzillo nella qualità titolare della libreria e rappresentante dell'associazione, praticamente si chiede di poter poi, dopo oggi, realizzare incontri di studio e convegni. Queste sono le parole che io ho ascoltato. Beh, è giusto che si faccia, però come tutte le cose si ha bisogno sempre della moneta. Quindi io la cosa a cui ci credo è di invitare il sindaco quale rappresentante legale, nonché l'amministrazione attiva, a predisporre nell'apposito bilancio che si andrà a approvare, bilancio 2015 di revisione, nell'apposito capitolo una somma, ovviamente voi vedrete adeguata, tale da poter poi consentire queste manifestazioni, perché possiamo dire che facciamo 10 manifestazioni, ma le manifestazioni hanno anche un costo e di questo ci dovremmo preoccupare. Quindi il mio invito, la mia proposta è questa qui, ma non solo. Io mi auguro che questa delibera non resti solo un fatto formale, che ovviamente fa bene alla collettività che se lo paga, per la rappresentanza del nostro cittadino illustre, come bene ha spiegato il sindaco nel fare la biografia del filosofo Rusano. Ma la cosa importante è fare sì che questa delibera venga avviata, anzi più che venga portata a mano per quanto mi riguarda presso gli assessorati di competenza della Regione Campania, sempre per ottenere dei finanziamenti dal senso. Perché io so bene che poiché l'argomento è importante, trattasi del bicentenario della nascita, solo paga non solo ha intitolato la strada, ma se non vado errato c'è anche la biblioteca comunale che da noi è stata intitolata, adesso non ricordo l'anno, ma era Vivo Gigino Solomone, e quindi anche la biblioteca comunale. E sono queste le motivazioni importanti per poter dire a chi poi leggerà la delibera su altri tavoli di poter avere dei finanziamenti adeguati per poter far decollare quelle che saranno le manifestazioni successive. Noi ovviamente stiamo qui, anticipiamo la nostra totale collaborazione per le successive manifestazioni, ritenendo che ovviamente queste cose vanno sempre coltivate, tra virgolette, mai trascurate.